Brevi cenni sulla vita di Tita Gori. Tita Gori, pittore di Nimis, è nato il 22 giugno del 1870 nella casa di fronte alla chiesa, al di là della strada, tuttora visibile. Fin da ragazzo mostrò buona disposizione all'arte pittorica e cominciò a dipingere in maniera spontanea. Fu sempre autodidatta, pur avendo frequentato per 3 mesi l'Accademia delle Belle Arti di Venezia, perché riteneva che la vera scuola di un pittore potesse essere solo la natura. Visse sempre a Nimis, tranne quando andò profugo durante la Prima Guerra Mondiale e di brevi soggiorni che fece per affrescare chiese in Friuli, in Slovenia e in Carinzia. Tita non era solo un pittore, ma anche un agricoltore e padre di una numerosa famiglia. Molto spesso nei suoi affreschi trasparivano i volti proprio dei suoi familiari e anche di quelli del borgo, per cui ci insegna, lui per dipingere i santi ha preso la gente del borgo e della famiglia. Così ci insegna a vedere la santità nei vivi prima di aspettare che muoiano per dir bene di loro. Friulano di antico stampo, dal carattere estroverso, era spesso attorniato da amici ed estimatori che amavano sentirlo conversare o ricorrevano a lui per qualche consiglio. Dopo una intensa attività pittorica si è spento all'età di 71 anni, nel maggio del 1941. E noi gli diciamo grazie, perché è un pittore che si riconosce da un modo di dipingere del tutto personale. Famosissime le sue sfumature.